Buongiorno, ben ritrovati con Focus. Vediamo alcune delle notizie di cui ci occuperemo oggi con i collegamenti in diretta dalle province del Veneto. Vediamo i titoli del Gazzettino: incassi per 500.000 euro ma intascano il reddito di cittadinanza, 2 famiglie rom denunciate. E poi: non pagate il ticket in anticipo, l'avviso diramato dalle ULSS del Veneto per visite ed esami. Dal 2024 si cambia, tariffe uguali in tutta Italia. Continuano a raffica i furti nelle abitazioni. A Merlengo di Ponzano una signora si è trovata a tu per tu con il ladro, una nota ristoratrice, e lo ha affrontato ed inseguito. Sentiamo cosa ha detto a Christian Arboit Duska Zago. Ieri sera, entrando in casa, ho aperto il cancelletto e mi sono trovata davanti un signore di grande statura davanti all'uscio della nostra zona attrezzi, in fase di refurtiva. Il signore è appunto munito di berretto, giubbotto, a viso scoperto, era pronto per farsi il suo bottino e io lì in quel momento ho reagito, ho chiesto cosa stesse facendo, lui si è girato e in quel momento ha cominciato a scappare, ha saltato il cancello ed è uscito via in strada. Si è trovata a tu per tu con il ladro Duska Zago, titolare accanto ai fratelli della storica trattoria Le Querce di Merlengo in via Talponera. È un sabato sera di lavoro. Duska lascia per un momento il locale per rientrare nell'abitazione adiacente, questione di pochi passi. Io questa persona sì, l'ho vista in faccia, era a viso scoperto in quel momento, poi quando si è reso conto che lo stavo anche guardando ha tirato su una sorta di sciarpa, di passamontagna, non so cosa, si è girato ed è scappato via. Ecco, a quel punto cosa ha fatto? L'ho rincorso. Io l'ho rincorso, gli ho urlato cosa stai facendo e lui non ha parlato, quindi non so dire se era italiano o di che nazionalità. Una volta dileguatosi, la donna lancia l'allarme, arrivano anche i fratelli e vengono chiamati i carabinieri. Emerge subito un quadro chiaro: nel garage il delinquente stava prelevando degli attrezzi utili allo scasso, cacciaviti, chiave inglese, smerigliatrice. Non si esclude possa avere agito accanto dei complici, che ci fosse un piantone. Mentre i militari hanno acquisito le immagini della videosorveglianza, anche privata, in famiglia Zago si tira un sospiro di sollievo. La stessa Duska riflette sulla sua reazione. In quel momento non so cosa mi è partito dentro e ho affrontato questa persona, poi ovviamente col senno di poi mi sto dicendo caspita, mi poteva capitare qualsiasi cosa, perché effettivamente era un signore grande, di struttura abbastanza importante, agile, perché è saltato il cancello in 2 secondi, quindi ora dico mai più farò questa cosa, mi è andata bene. Il giorno dopo come ci si sente? Rabbia, ci si sente con rabbia, perché noi siamo una famiglia dove ho mia mamma, lo dico che è anziana, però insomma la sua età, abbiamo 2 bimbi ed è casa privata, quindi andiamo avanti e indietro di continuo, e ieri sera i miei bimbi non c'erano, quindi mi immagino se fossero stati loro, se fosse stata la piccola di 8 anni che arrivava, si trovava questo omone davanti, non lo so, e non voglio in questo momento pensarci. I furti continuano, vi dicevo, anche nelle abitazioni. Vediamo il Corriere delle Alpi, raid nelle abitazioni tra Feltre e Pedavena, ma anche i commercianti, i ristoratori vengono colpiti frequentemente dai ladri. Sentiamo cosa ha detto il fratello della signora Duska, Dario Zago, che è anche vicepresidente della FIPE Trevigiana. Si appella ai colleghi ristoratori, dice: fate attenzione, è un periodo critico, lavoriamo insieme e accanto alle forze dell'ordine. Troppe volte, difatti io parlo anche a nome di FIPE Treviso come vicepresidente, dico ai miei colleghi di stare attenti, soprattutto in questo periodo, si avvicinano anche le festività natalizie, viene buio prima, bisogna tenere un po' gli occhi aperti, avere un po' di accortezza anche negli spostamenti, insomma. È un appello diretto ai colleghi, quello di Dario Zago, in settimane contrassegnate da furti compiuti e tentati su buona parte del territorio della Marca. Fare rete tra ristoratori quindi, ma non solo. La collaborazione con le forze dell'ordine è ottima, perché come dicevo poc'anzi, dalla chiamata tempestivamente sono arrivati, insomma sono veramente molto tempestivi. Le telecamere
almeno servono come deterrente, sono disturbati ovviamente dalle telecamere e servono anche a noi per capire, servono anche per attenzionare una zona che non riusciamo a attenzionare nel momento in cui stiamo lavorando, come in questo caso. Ci sono poi le precauzioni di sempre per una categoria, quella dei titolari di locali, spesso nel mirino vista la disponibilità di contante. La prima regola, essere vigili. Devo essere sincero, io la sera quando vado a casa o quando mi muovo, finisco il servizio, mi guardo sempre bene attorno. Sì, c'è sempre il sospetto che qualcuno ti guardi, ti osservi, perché ovviamente sei, diciamo, una preda facile, no? In quell'orario. L'unione fa la forza, difatti noi siamo un'associazione che è come una famiglia. Io parlo per Ascom FIPE, noi puntiamo in tutto quello che può essere necessario al ristoratore, ma anche parlando dei problemi sulla sicurezza. C'è stata una feroce lite stradale a Limena, nel Padovano, ed è stato ferito un 32enne a coltellate al culmine di un diverbio. Accoltellato a sangue freddo al volto, al gluteo e all'addome, al culmine di una banale lite stradale. Ci sarebbe una manovra azzardata all'origine dell'aggressione avvenuta ieri nel tardo pomeriggio in via Bocche a Limena. L'aggressore, un 28enne di Limena, è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio. Il ferito invece è un 32enne moldavo. L'uomo era in sella alla sua moto quando ha incrociato l'auto del 28enne. Una manovra azzardata da parte di uno dei due che ha acceso la scintilla. Prima gli insulti reciproci, poi, quando si sono fermati, i toni si sono accesi e si è passati a minacce e spintoni, fino a quando il conducente dell'auto ha estratto un coltello e ha colpito più volte il 32enne moldavo al volto, al gluteo e all'addome. Tanti testimoni della lite che hanno subito avvisato i soccorsi e i carabinieri. Giunti sul posto, i militari hanno identificato l'aggressore, che non ha opposto resistenza. L'uomo è stato subito portato in carcere. Il 32enne ferito invece è stato ricoverato in ospedale. Fortunatamente i colpi non hanno lesionato gli organi vitali. Servizio di Valentina Visentin, c'è stato un duro colpo allo spaccio degli stupefacenti, incappato in un posto di controllo con oltre 1 chilo di cocaina in macchina, un marocchino 34enne che è stato arrestato. Ai carabinieri che lo hanno fermato durante un controllo stradale a Corezzola era sembrato subito nervoso e agitato. Il motivo è stato chiaro dopo la perquisizione. Nascosta sotto i sedili dell'auto c'era la cocaina, oltre 1 chilo, quella ritrovata. Un 34enne marocchino residente a Piove di Sacco, disoccupato e con diversi precedenti, è stato arrestato dai carabinieri nel fine settimana. Lo straniero era incappato nei controlli ordinari dei carabinieri che si erano posizionati in via Bassa, in località Villa del Bosco. I militari hanno trovato 9 pacchetti di cocaina, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e quasi 7.000 euro in contanti. In totale la droga sequestrata avrebbe potuto essere suddivisa in più di 1.300 dosi per un valore di oltre 100.000 euro da spacciare nella zona del Piovese. Durante il fine settimana anche la Polizia di Stato è stata impegnata in operazioni antidroga in città. Arrestato per la 3ª volta in zona Camino un 23enne tunisino, denunciato un connazionale 16enne sbarcato lo scorso agosto. I due sono stati sorpresi mentre effettuavano uno scambio di droga con una cliente che è stata segnalata alla prefettura. Arrestato anche un 26enne nigeriano irregolare con precedenti, individuato mentre nascondeva 38 dosi di marijuana in via Tommaseo. Ricorderete ovviamente la tragedia del ragazzo che è stato ucciso dalle corna di un cervo che è penetrato all'interno dell'abitacolo del camion dopo un impatto violento. È successo nel Bellunese. Ieri un cervo di 3 quintali in autostrada ha impattato con un'auto lungo l'A28 tra il Pordenonese e la Marca, e la vettura è rimasta distrutta e la donna alla guida è viva per miracolo. Quando se l'è trovato di fronte non ha potuto fare nulla per evitarlo ed è un miracolo che l'automobilista, una 50enne, sia ancora viva per raccontarlo. Un cervo di 3 quintali le si era appena apparato davanti mentre effettuava un sorpasso, non su una strada impervia di montagna vicino ai boschi, ma lungo la trafficatissima autostrada A28 tra Fontana Fredda e Porcia in direzione Conegliano, ai confini con la Marca, poco dopo le 10:30 del mattino. L'animale ha improvvisamente saltato la rete di recinzione, il fosso che delimita l'autostrada, nonché la carreggiata sud, e ha invaso l'altra carreggiata prima dell'impatto che ha distrutto l'auto e lo ha ucciso. Soltanto il caso ha evitato che la 50enne alla guida dell'auto non abbia subito conseguenze fisiche, così come le altre vetture circolanti in quel momento.
La terribile tragedia di Manuel Favaro, il 35enne camionista di Zero Branco, ucciso dalla carcassa del cervo volata nell'abitacolo dopo un incidente simile nel Bellunese, ha dimostrato che un impatto del genere poteva avere un esito gravissimo. Sul posto, in A28, gli agenti della polizia del centro operativo autostradale di Udine e della Polstrada di Pordenone. La donna era sotto shock, colta da un attacco di panico, ma senza ferite serie. Gli addetti alla fauna selvatica di Fontanafredda hanno invece recuperato la carcassa dell'animale travolto. Servizio di Nicola Zanetti, e c'è rabbia ed indignazione sempre nel Bellunese a Pecol per l'uccisione del cervo Bambotto. Era un cervo mascotte che vediamo in queste immagini, è stato ucciso da un cacciatore. C'era tanta gente che lo amava e gli dava da mangiare. Vediamo le immagini in questo video di una residente a Pecol. Cosa c'è, amore mio? Cosa c'è? Cosa c'è? Mangiati un piccolo pomodoro. Cosa c'è, tesoro mio? Le coccole della mamma? Sì, sì. Le coccole. Il mio otto bello. Il mio bambotto. Cosa c'è, tesoro? Cosa è successo? Amore. E questo era il cervo Bambotto, purtroppo ucciso da un cacciatore, quindi in paese c'è veramente una vera e propria sommossa. Andiamo adesso in diretta da Chiara Gaiani perché è scomparso da qualche giorno un sedicenne di origine ucraina. Sono riprese oggi le ricerche sul Brenta. A te la linea, Chiara. Direttore, buongiorno ai telespettatori. Con Cristian Roque Allende ci troviamo ai confini tra Padova, la frazione Il Grande, il popoloso quartiere di Ponte di Brenta, e Vigonza. Alle mie spalle, come potete vedere, c'è il campo base dove gli uomini della protezione civile e dei vigili del fuoco, da dove sono ripartiti questa mattina i mezzi, li potete vedere. C'è anche il carrello per il motoscafo che è stato poi posizionato lungo il Brenta. Ivan è scomparso da venerdì pomeriggio, prima le disperate ricerche della sorella, poi la denuncia ai vigili del fuoco. Ecco, vi facciamo vedere con il collega il fiume Brenta, dove dovremo anche essere in grado di mostrarvi proprio il motoscafo dei vigili del fuoco che continua a spostarsi da una parte all'altra del fiume, cercando appunto di individuare possibili tracce del sedicenne. Allora, vediamo se riusciamo ad inquadrarvi, perché c'è un po' di distanza tra il campo base dove i vigili del fuoco si trovano in questo momento. Il collega ve li sta facendo, abbiamo anche incrociato arrivando i cinofili, speriamo poi insomma di riuscire a farveli vedere anche durante questo collegamento. Nel frattempo io vi proporrei le immagini, vi proporrei il servizio confezionato dalla redazione con le immagini del ragazzo, di Ivan, e anche il disperato appello lanciato dalla sorella Oksana. Urgente. Se qualcuno ha visto il ragazzo delle foto venerdì dopo le ore 16 vestito in felpa sportiva, colore verde scuro, pantaloni verde acceso, le scarpe bianche, lo zaino ingombrante scuro con le parti gialle con lo stemma di Juventus, contattatemi in privato, qui è molto urgente. Ha lanciato anche dai social il suo disperato appello Oksana, la sorella di Ivan, il sedicenne di origine ucraina scomparso da venerdì pomeriggio. È in Italia da luglio Ivan, ospite di Oksana, che vive ad Abano Terme con il marito. Un ragazzo serio e tranquillo che non parla ancora benissimo l'italiano, ma lo capisce. La cella telefonica del suo cellulare è stata agganciata per l'ultima volta in questa zona di confine tra Padova e Vigonza, tracciata dal fiume Brenta. Qui da poco più di una settimana frequenta la scuola, un istituto professionale di Noventa Padovana, dove arriva ogni giorno con il treno da Abano Terme. Cosa sia accaduto è un mistero. Di sicuro la sorella, non vedendolo arrivare a casa venerdì sera, ha prima chiamato la scuola, poi passato la notte a cercarlo. Sabato mattina la denuncia di scomparsa presentata ai carabinieri. Da quel momento la prefettura coordina il piano di emergenza per le ricerche, con i vigili del fuoco che da 2 giorni scandagliano il fiume, l'intervento dei cinofili e dei droni arrivati da Rovigo e Verona.
Ecco, ci siamo avvicinati, siamo in grado di mostrarvi proprio da vicino tutto il lavoro che i vigili del fuoco, coordinati dalla prefettura, stanno facendo lungo il fiume. Li potete vedere in azione. Noi ci troviamo nella strada che percorreva di solito Ivan, dove, come avete sentito dal servizio, per l'ultima volta è stata agganciata la cella telefonica, perché alle nostre spalle si trova la stazione di Ponte di Brenta. Qui Ivan prendeva il treno per poi tornare ad Abano dal Sorello. Ovviamente chiunque possa averlo visto, chiunque possa dare informazioni, non esiti a rivolgersi alle forze dell'ordine. Sono passati ormai 3 giorni da venerdì, ma ovviamente tutti sperano che questa possa essere una vicenda a lieto fine. Noi ovviamente continueremo a seguire la cosa, pronti ad aggiornarvi nel caso ci fossero novità. Direttore, a te la linea. Grazie molte Chiara, grazie. Vediamo una notizia del mattino di Padova: ospitalità alla famiglia che dorme in auto, presto una casa. Ne abbiamo parlato per primi con i nostri telegiornali, questa coppia tunisina che era costretta da mesi a dormire in auto perché non trovava una casa in affitto, con moglie e figlie di 4 e 10 mesi, quest'uomo che avevamo intervistato, e alla fine è comparsa una famiglia padovana che ha raccolto l'appello che era stato lanciato dalle nostre televisioni e ha trovato loro un'abitazione. Quindi un lieto epilogo. Vediamo ancora la cronaca, sicurezza e controlli in stazione. Siamo sempre a Padova, è stato chiuso un kebab del cavalcavia Borgomagno. Ritrovo di spacciatori e pregiudicati, droga ritrovata all'esterno e all'interno del locale. Il questore ha così deciso di sospendere la licenza ad un 35enne tunisino titolare di un kebab in cavalcavia Borgomagno. La chiusura per 15 giorni è stata imposta dopo i controlli degli agenti della squadra amministrativa e della squadra mobile, che hanno denunciato 2 nordafricani, tra cui un minorenne, trovati all'interno del locale in possesso di una dose di cocaina e di una dose di hashish. Nascosti nell'ingresso del locale altri 25 grammi di stupefacente. Il servizio di Francesco Rattai della nostra redazione padovana è stato bloccato a Trieste ed espulso dall'Italia per la seconda volta un cittadino kosovaro vicino all'ISIS. È una fase in cui si sta molto attenti a questi radicalizzati dopo l'attentato che è stato compiuto a Bruxelles da un terrorista che era stato in Italia, a Genova, a Bologna, era andato in Svezia, poi era tornato in Belgio dove ha ammazzato 2 tifosi, quindi i controlli si sono intensificati. Quest'uomo nel 2016 era rimasto coinvolto in una inchiesta della Digos di Venezia per terrorismo ed è stato bloccato a Trieste, vi dicevo, ed espulso. Sentiamo i particolari in questo servizio. Già nel 2016 era stato espulso per motivi di sicurezza nazionale in esecuzione di un provvedimento del prefetto di Venezia, ma questo evidentemente non è bastato. Un cittadino kosovaro che nei giorni scorsi è stato nuovamente rintracciato in Italia, stavolta in provincia di Trieste. Nelle scorse ore la notifica da parte del Viminale di un secondo provvedimento di espulsione nei suoi confronti. La figura del kosovaro era emersa in seguito ad un'attività investigativa avviata nel 2016 dalla Digos veneziana su un gruppo di soggetti radicalizzati, operazione che l'anno successivo aveva portato all'arresto di 3 connazionali con l'accusa di associazione con finalità di terrorismo internazionale, e questo in nome dell'ISIS, lo Stato islamico. Una delle frasi intercettate non lasciava spazio a fraintendimenti: a Venezia guadagni subito il paradiso per quanti miscredenti ci sono qua, metti una bomba a Rialto. La cellula faceva base nel centro storico della città lagunare. Il kosovaro rintracciato a Trieste era quindi vicino a quel mondo e ai 3 arrestati. Non si conoscono al momento altri dettagli, se non che è rientrato in Italia e che nei giorni scorsi è stato espulso nuovamente con decreto del prefetto di Trieste dopo essere stato accompagnato al CPR di Gradisca di Sonzo. L'allerta nei giorni della sospensione di Schengen al confine orientale resta massima. Allerta massima, e quindi, come sapete, è stato sospeso il trattato di Schengen in 11 paesi, compresa
l'Italia, controlli molto serrati al confine tra Friuli Venezia Giulia e Slovenia, e noi siamo andati a vedere cosa succede al confine lì nella zona di Basovizza, dove da un lato ci sono 300 uomini che controllano la frontiera perché non ci siano infiltrazioni di migranti, tra cui potrebbero esserci anche dei terroristi, e poi a quella che è diventata nuovamente una dogana siamo andati a sentire come va la situazione per quanto riguarda il controllo dei documenti. Il servizio di Laura Bucarel. Ci adeguiamo. Pensa che siano utili? Lo spero. Un po' di perplessità, ma soprattutto la speranza che i controlli siano utili a garantire la sicurezza e lo stato d'animo prevalente degli automobilisti che da ieri pomeriggio incontrano le pattuglie di polizia ed esercito ai confini tra Slovenia e Italia. L'operazione voluta dal governo in sospensione temporanea del Trattato di Schengen è scattata non solo nei valichi internazionali come Fernetti e Rabuiese. Qui ad esempio siamo sul confine carsico di Basovizza. La viabilità è stata modificata per consentire i controlli di confine in sospensione del Trattato di Schengen anche qui al valico di Basovizza, il valico carsico, che è utilizzato soprattutto dai triestini che vogliono trascorrere qualche ora nella vicina Slovenia, soprattutto nei fine settimana, o semplicemente andare a fare rifornimento di carburanti. Domenica è la giornata ideale per una gita oltreconfine e forse la novità dei controlli può aver scoraggiato qualcuno non più abituato a esibire i documenti al confine, ma il vero impatto degli inevitabili rallentamenti sulla circolazione si avrà domani con il ritorno degli oltre 10.000 lavoratori transfrontalieri. Ma non lo so, mi sembra un po' assurdo. Nella situazione adesso che siamo, insomma, non ha senso secondo me, però forse dall'altra parte sono messi più male, non so. Usa spesso questo confine di Trieste? Sì, vengo a far benzina, solito. Usa spesso questo confine, questo valico? No, più spesso lui, io no, raramente, per passare qualche ora fuori. Creerà qualche disagio, ma insomma limitato? Torno a dire, speriamo che serva a qualcosa e quindi ben venga il disagio. Sì, sappiamo che ci sono le restrizioni per i controlli per evitare che gli emigranti dall'est. Crea disagi secondo lei questo controllo? Guardi, se si tratta di sicurezza, qualsiasi ritardo può essere anche accettato, quindi va bene. E intanto la Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia ha fornito un nuovo supporto logistico in queste misure di controllo alle frontiere, in particolare ai valichi di Sant'Andrea e San Gabriele a Gorizia e a Vencò di Dolegna del Coglio. Sentiamo ancora Laura Bucarel. Volontari e funzionari della Protezione Civile hanno allestito su richiesta della Prefettura di Gorizia il supporto logistico per attuare i controlli ai valichi di frontiera. In particolare hanno fornito le torri faro in prossimità dei valichi di Sant'Andrea e San Gabriele a Gorizia e a Vencò di Dolegna del Coglio. L'attività di Protezione Civile, fa sapere la Regione, è limitata esclusivamente al supporto logistico e alla messa a disposizione di mezzi a servizio delle forze dell'ordine impegnate ai confini, su disposizione delle prefetture di Udine, Gorizia e Trieste. Il sistema di protezione civile si è messo a disposizione delle forze dell'ordine, delle prefetture, abbiamo assicurato la presenza del supporto logistico, quindi torri faro, tende, container, uffici mobili, le comunicazioni, quindi gli strumenti utili per poter garantire l'obiettivo definito dal governo, dal Ministero degli Interni per il presidio dei confini con la Slovenia. Tutte le strutture sulle quali siamo intervenuti rispondono alla necessità che ci sono state rappresentate dalle prefetture e il nostro intervento sarà un intervento nel primo periodo, in attesa che poi ci sia una situazione più stabile che verrà definita con l'organizzazione diretta delle prefetture, che potrà avvenire nel tempo ovviamente possibile. Apriamo la pagina della politica in Veneto. Se non potesse candidarsi per il suo terzo mandato da governatore, il presidente Luca Zaia
potrebbe candidarsi a sindaco di Venezia. Questo almeno secondo i rumors, le ipotesi, in vista appunto quelle che saranno le prossime consultazioni, le europee, le regionali, quindi tutta la politica si sta muovendo e sono in corso grandi manovre e c'è questa ipotesi di Zaia che succederebbe al sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Vediamo il servizio e poi andiamo in diretta a Venezia da Anna Parisi. Vediamo. Forse a Luca Zaia potrebbe bastare un motoscafo per restare in plancia di comando a Venezia, cambiando però palazzo dal Balbi a Ca' Farsetti. In mezzo non c'è soltanto il Canal Grande, ma anche un complesso gioco di incastri politici e suggestioni, voci ricorrenti e smentite ufficiali. Intanto se ne discute. Se il limite al terzo mandato per la regione restasse, perché non Zaia candidato sindaco a Venezia dopo Brugnaro, portando al seguito l'ampio consenso costruito per anni? Una collocazione più naturale sul territorio, amministrativa e non lontana dal suo Veneto rispetto all'Europa o a Roma. Oppure una poco realistica retrocessione, nonostante il carattere e la visibilità internazionale del capoluogo lagunare. I leghisti non si sbilanciano. È un nostro leader, insomma, ha dimostrato competenza in più di 20 anni, prima dalla provincia di Treviso alla regione, quindi qualsiasi ruolo lui può essere un faro per tanti leghisti, per tanti amministratori locali, regionali, quindi il suo valore l'ha dimostrato, non deve più dimostrarlo, ma secondo me la sua scelta sarà solamente a favore della Lega. Gli avversari invece lo vedono come qualcosa di più, di una suggestione. Si capisce che lui è molto stanco del ruolo, anche perché il terzo mandato è abbastanza evidente che non c'è, quindi gli piace più parlare di granchio blu che di sanità, e quindi credo che il suo ruolo ormai dopo 15 anni sia, come dire, finito in regione. Però da quello che mi è parso di ricordare quando faceva il ministro non lo vedevo così felice, quindi anche Roma secondo me gli sta stretta. L'idea di Venezia potrebbe secondo me essere abbastanza suggestiva per lui. Di certo uno scenario dalle tante variabili che passerebbe da un via libera non scontato di Luigi Brugnaro, senza contare le velleità di un approdo a Ca' Farsetti per il venezianissimo meloniano Raffaele Speranzon, e soprattutto dagli accordi con Fratelli d'Italia, l'alleato ormai scomodo che spinge per avere la guida del Veneto. Dipenderà molto, quasi tutto, da questo, mentre il Carroccio non vuole stare a guardare un cambio di colore sulla poltrona più importante della regione. Quindi io non capisco per quale motivo, se una forza politica governa bene, deve essere accantonata per chissà cosa. Secondo me in Veneto la Lega il suo ruolo ce l'ha ancora e ha tutto il dovere e la dignità per continuare un percorso che non deve finire. E il PD che lavora intravedendo per le regionali uno spiraglio che senza Zaia avversario si potrebbe ampliare, magari con una scelta al femminile. Si sta lavorando su un profilo di donna che potrebbe essere interessante, insomma. I nomi sono tanti, ci sono uomini, donne, però l'idea di candidare una donna è una cosa che anche come conferenza di donne democratiche stiamo lavorando in maniera molto forte. Ne vedremo delle belle. C'è stata un'autocandidatura dell'assessore all'istruzione e al lavoro della Regione del Veneto a presidente della Regione nel 2025, cioè Elena Donazzan, ma vedremo appunto, da qui alle elezioni c'è ancora un'eternità, anche se sono soltanto 2 anni. Andiamo subito però in diretta da Anna Maria Parisi a Venezia, a te o a Mestre. A te Anna Maria. Sì, buongiorno direttore, siamo qui da Villa Querini a Mestre con il vice sindaco di Venezia Andrea Tomaello, nonché uno dei membri del direttivo regionale della Lega. Buongiorno. Buongiorno direttore. Dunque, non soltanto rumors, si parlano di tanti nomi che potrebbero avvicendarsi con quello dell'attuale presidente di Regione Luca Zaia per quanto riguarda la candidatura a sindaco di Venezia. Non si è capito se a ottobre 2025 o nel primavera 2026, comunque in tutto questo Zaia l'ha sentito, cosa dice? No, non l'ho sentito, ho letto gli articoli sul giornale, anche perché lui notoriamente è uno che di politica parla poco, parla molto di più di amministrazione con i fatti, però devo dire che la suggestione è davvero interessante perché comunque ha uno standing internazionale, lui ha una conoscenza buona anche
insomma, a Roma o comunque all'Unione Europea, e quindi può aiutare sicuramente la città di Venezia su questo, visto che la città comunque gode di un profilo internazionale unico, devo dire, e quindi su questo può essere sicuramente un buon candidato. Poi a livello amministrativo penso che abbia dimostrato di essere uno dei migliori amministratori non solo veneti, ma penso di tutta Italia, quindi sicuramente è una buona cosa se lui decidesse di aiutare Venezia candidandosi, ecco. Trova una squadra preparata della Lega che c'è in comune già da un po' di anni, e quindi insomma siamo solo felici di aiutarli. Poi naturalmente i rumors sono rumors, trovano tempo che trovano, come il calciomercato si fanno tanti nomi ma poi solo all'ultimo si fa il colpo. Anche per non bruciare il nome del favorito, diciamo così. Dunque, due al momento gli scenari da verificare, da vedere come andranno. Innanzitutto le europee, perché da lì poi si deciderà anche il futuro non soltanto del centrodestra, ma anche degli altri partiti, per capire poi quindi come andranno anche le successive votazioni con le provinciali, se si terranno nuovamente, e quindi anche le regionali e le comunali qui a Venezia, e poi da capire anche il segretario della Lega Stefani se chiederà a Roma, come si è capito che farà, la deroga per il terzo mandato in regione. Sì, assolutamente. Secondo me le europee sono un appuntamento chiave per la politica locale e non solo locale, perché i partiti si presenteranno singolarmente, quindi si peseranno singolarmente. Nel 2019, dopo le europee, se ci ricordiamo, è caduto anche un governo, quindi voglio dire, sono una data che sicuramente poi a livello politico mescolerà un po' le carte. Per quanto riguarda Alberto Stefani, sì, lui ha dichiarato, ci ha detto anche a noi, che chiederà la deroga per il terzo mandato, che non è una deroga, ma è una volontà di continuare un mandato che ti danno direttamente i cittadini, quindi nulla di strano, perché se uno governa bene lo può fare anche oltre i 2 mandati. I parlamentari, i consiglieri comunali e tante altre cariche si possono fare anche a vita, all'infinito, non si capisce perché il Presidente della Regione non può farlo per più di 2 mandati. Zai ha dimostrato di essere bravo, ha dimostrato di avere idee e progetti chiari ancora per il futuro, perché di solito quando uno arriva ai 2 mandati arriva stanco, no? Invece lo vedo ancora con molta voglia e con molte idee, quindi ben venga se ci sarà il terzo mandato. Ecco, sempre combattivo, dice lei, che poi all'atto pratico sarebbe in definitiva il quarto, è corretto? Penso di sì, perché è iniziato prima e quindi è il quarto. Ecco. E invece per quanto riguarda Cafarsetti, in Comune Venezia, che si dice? Perché il sindaco e gli assessori sembrano essere blindati su se stessi, non si sono espressi al momento. No, è difficile esprimersi, anche perché quando ci vediamo di solito parliamo di cose da fare durante il giorno, durante il nostro mandato, che finirà o 2025 o 2026, ancora non si capisce, però difficilmente si parla poi di politica all'interno di una giunta che vede più partiti rappresentati. Cosa mi sta raccontando? No, ogni partito, grazie per questo. no, però poi ogni partito sappiamo ha le sue logiche interne e quindi difficilmente poi le esplicita agli altri partiti anche all'interno di una giunta, ecco. Soprattutto i giornalisti. Soprattutto i giornalisti che a volte sanno più degli stessi membri del partito, ma no, però devo dire è vero, nel senso non è che c'è ancora molto da fare, noi abbiamo ancora in comune molti progetti da portare avanti, tanti anche importanti, e quindi quando ci troviamo parliamo di questo. Poi ogni partito farà la propria valutazione, con i propri responsabili troveranno la quadra sia per Venezia che per la provincia che per la regione. Quindi staremo a vedere, insomma. Invece una domanda gliela voglio fare, che esula dal contesto Zaia in Comune. Lei sorride, forse già ha capito che cosa voglio chiedere. Quando ha sentito Barbisano l'ultima volta dopo l'epurazione? Io l'ho sentito, mi ha chiamato il giorno dopo, umanamente mi dispiace perché lo conosco da tanti anni. Fabiano è uno che comunque per il territorio si è impegnato molto, si impegna molto, certo che la battuta è incommentabile, ecco. È molto infelice, il segretario Stefani ha preso una decisione secondo me giusta, che vuole insomma dare un taglio anche a queste esternazioni che talvolta avvengono. Mi dispiace umanamente, ripeto, perché lo conosco da tanti anni ed è uno che sul territorio si è anche impegnato molto. La battuta si commenta da sola, ecco. Forse lui non si è reso conto di quello che stava dicendo. Non lo so, io non ho seguito la trasmissione, quindi ho visto il video i giorni dopo. Probabilmente era un clima anche, tra virgolette, sereno, perché non c'era una discussione agitata, c'era un clima sereno e si è lasciato andare a questa battuta un po' troppo oltre.
Se non ci sono domande da studio, direttore. Grazie Anna Maria Parisi e al vice sindaco di Venezia Andrea Tomaello, grazie molte, buon lavoro. È successo qui in effetti in questo studio a Focus la sera, non si poteva far altro che criticare la battuta di Fabiano Barbisan. È spiaciuto anche a me, poi non ci sono state queste conseguenze, l'espulsione dal partito. Però quando succedono questi fatti all'interno di uno studio televisivo, chi conduce un programma deve dissociarsi, deve far capire che chi ha detto certe cose si assume la responsabilità di queste dichiarazioni, altrimenti si rimane coinvolti tutti in una vicenda così riprovevole, purtroppo riprovevole. Allora andiamo, adesso siamo al referendum sull'autonomia. Il 22 ottobre del 2017 era stato celebrato, 2.273.000 veneti erano andati a votare, al 98% hanno votato per il sì, dopodiché sono passati 6 anni. Vedete il nostro counter, 2.192 giorni dal referendum, e ieri era l'anniversario, il 6° anniversario dal referendum per l'autonomia. Non ci sono ancora risposte concrete, ma ieri il Presidente Zaia ha rilasciato una dichiarazione in cui dice che si sta andando avanti comunque a grandi passi e che tutto quello che si può fare, anche non soltanto il Ministro Calderoli ma anche molti parlamentari a Roma lo stanno facendo. Quindi prevale l'ottimismo di Zaia. Tra i cittadini c'è un alternarsi di ottimismo, pessimismo, rassegnazione. Vediamo cosa hanno detto ieri ai nostri microfoni. Secondo me sarebbe una cosa bella e utile, però non ce la daranno mai, perché ci sono troppi interessi, troppe cose che soprattutto il centro-sud non ne vuole sapere di noi, cioè dell'autonomia. Promesse tante, ma alla fine non vedo che ci siano passi concreti in avanti. A 6 anni esatti dal plebiscito autonomista, le vie e le piazze del centro di Treviso sono spazzate per lo più da un vento di sfiducia. Quel 22 ottobre del 2017 i trevigiani al voto furono 443.751, con il fronte del sì che sfondò il 98%. Sì, certo che sono andata a votare, è che sono passati tanti anni e non abbiamo avuto nessun risultato ancora. È una cosa che fa pensare. A che cosa fa pensare? Fa pensare che c'è qualcuno che non è interessato ad averla. Non ci credo quasi più, perché ormai sono passati tanti anni. Anche il nostro Zaia, il nostro Presidente della Regione, aveva detto ve la facciamo avere questa autonomia, eccetera, però risultati non ci sono. 6 anni sono un po' tanti, quindi ritengo che ci siano dei tempi un po' troppo biblici e rimane un argomento aperto, un tema aperto che difficilmente verrà messo a terra. C'è poi il partito dei fiduciosi, qualcuno però chiama direttamente in causa la maggioranza di centrodestra. Ci credo ancora fermamente, spero che prima o poi succeda. Quello che sembra strano è che adesso che abbiamo un governo, finalmente, chiamiamolo di destra, ma insomma perlomeno di destra-centro, non sia stato portato avanti ancora sto discorso, o ripreso in mano sto discorso delle autonomie. Quindi lei rivoterebbe sì all'autonomia? Certamente sì. Ma ci crede ancora? Io sì. L'autonomia del Veneto io penso che serva soprattutto per dare, secondo me, rispetto alla nostra regione, comunque perché penso che noi veneti abbiamo molti valori. Noi ci speriamo ancora, speriamo che Zaia o chi per esso riesca ad ottenerla. Lei resta fiduciosa? Io resto fiduciosa, sì, sa, la speranza è sempre l'ultima a morire. Dipende se la politica mantiene le promesse. Secondo te? Spero di sì, speriamo che Zaia pure mantiene i rapporti. E adesso andiamo in diretta da Sovizzo, dove ci sono Luisa Bertini e Simone Squarcina con il sindaco di Sovizzo Paolo Garabin, perché si va verso un referendum per la fusione di Sovizzo e Gambugliano. A te Luisa.
Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo in compagnia di Paolo Garbini, il sindaco di Sovizzo, perché tra 5 giorni ci sarà un appuntamento importante che coinvolgerà tanti cittadini per il sì, per il no. Vedremo poi l'esito lunedì per la fusione con Gambugliano. Quanti saranno i cittadini coinvolti aventi diritto? Per Gambugliano saranno circa 600 con un quorum di 180 persone, per Sovizzo sono circa 6.000 con un quorum di 1.800 persone che devono andare al voto. Ecco, qualora uscisse il sì come preferenza, quali sarebbero poi le prossime tappe? Allora, entro il 31 dicembre le due amministrazioni, i due consigli comunali e il sindaco in primis danno le dimissioni dal loro ruolo e il 1 gennaio 2024 arriva il commissario prefettizio che accompagnerà il nuovo ente che sarà nato dalla fusione alle prossime elezioni amministrative, scadenza naturale per le due amministrazioni che vanno a cessare 7 giugno 2024. Ecco, parliamo degli eventuali benefici di questa fusione. Lei mi parlava di un bottino importante, 14 milioni di euro nell'arco di 15 anni. Ecco, spieghiamolo un po'. Diciamo che le somme sono importanti che sono in ballo. Io direi che innanzitutto ci deve essere la volontà dei cittadini di unire le due comunità. Siamo due comuni contermini da tanti anni, ci conosciamo, ci frequentiamo, per cui l'importante è che la democrazia diretta faccia il suo compito, faccia la sua strada. È logico che all'interno di questo ci saranno assolutamente dei benefici, che vuol dire organizzazione, uffici, miglioramento di tutta la macchina comunale per dare migliori servizi alla cittadinanza. Per ultimi, questi soldi, 14 milioni, riversati sul territorio con la carenza dei fondi che ci sono un bottino importante e che andranno alle due comunità, la comunità di Sovizzo e la comunità di Gambugliano. Ecco, tornando un attimo al quorum, quest'anno la Regione ha abbassato al 30% il quorum. Ha abbassato al 30% e sono stati anche allungati i tempi da parte dello Stato da 10 a 15 anni. La volontà è quella di andare verso le fusioni. I fondi per i comuni più piccoli ce ne saranno sempre meno. Prima che qualcuno tracci con il compasso un cerchio e identifichi un nuovo comune, vale la pena sceglierci i nostri compagni di viaggio, soprattutto anche perché i fondi ci sono e ci saranno. Ecco, quindi l'appuntamento elettorale sarà domenica dalle 7 alle 23, dalle 7 alle 23 e lunedì fino alle ore 15. Quindi nell'arco di un'oretta sapremo l'esito. Sì, prima sapremo se abbiamo raggiunto il quorum, sia Gambugliano che Sovizzo, e poi sapremo se il sì potrà avere prevalso o meno sul no. Ecco, io ringrazio il sindaco e restituisco a voi la linea allo studio. Grazie molte a Luisa Bertini e al sindaco di Sovizzo. Molti comuni si sono già fusi proprio per ottimizzare i costi. Questa è la filosofia dei referendum per quanto riguarda i comuni del Veneto che vanno a referendum. Vediamo una notizia dall'Arena di Verona, gli attivisti di Ultima Generazione che hanno bloccato il traffico sulla circonvallazione e gli automobilisti sono scesi dalle auto e li hanno spostati di peso. Vediamo alcune immagini dall'Arena, che è il più antico quotidiano d'Italia. Vedete questi ragazzi che si sono seduti sulle strisce pedonali, ma gli automobilisti sono scesi e li hanno praticamente presi di peso e messi al lato della carreggiata. Ovviamente altri rimangono seduti, è intervenuta anche la polizia. Questo è già successo in Piazza Bra recentemente, sono manifestazioni che ovviamente i cittadini detestano. Lo scopo è quello di sensibilizzare sui cambiamenti climatici, ma insomma non c'è bisogno di imbrattare i musei o i monumenti o di sedersi sulla strada impedendo alle persone di andare a lavorare. Erano le 8:30 del mattino, peraltro. A proposito di traffico, vediamo come vanno le cose a Bassano del Grappa. C'è ovviamente la questione della chiusura del Ponte Nuovo. Sentiamo Alex Ugliano. Se il buongiorno si vede dal mattino, anche questa sarà un'altra settimana da bollino nero per Bassano. Viabilità in affanno, anzi in apnea, sia nel weekend che stamattina. I punti critici sono sempre gli stessi e questo è il problema.
proprio che si tratta sempre dei soliti problemi a cui l'amministrazione evidentemente fa fatica a trovare soluzioni e si rimane fermi ancora, proprio come chi deve fare i conti con i lavori del Ponte della Vittoria che si ripercuotono in tutta la destra brenta, in particolare in Viale Vicenza, Viale Palladio, Viale Aldomoro, oltre che nelle vie interne del quartiere Padre Zanuso come Via Cavallare. Ma non solo, quest'area di Bassano è soggetta a un aumento del traffico. Molti cittadini che devono andare in sinistra a Brenta per evitare di finire nel collo di bottiglia del terzo ponte decidono di attraversare il fiume passando da nord e nell'arrivare a Campese finiscono in un altro collo di bottiglia, quello del semaforo della frazione di Sarson. E poi c'è la rotonda di Marchesane con rallentamenti e ingorghi che di lunedì mattina annullano l'effetto di ogni caffè e fanno perdere la pazienza anche ai più serafici. Insomma, una Bassano stretta nella morsa del traffico che non si allenta, e allora l'idea potrebbe essere quella di usare la bici, magari per attraversare il Ponte Nuovo. Ah no, la ciclopedonale è ancora chiusa, così, tanto per stringere il nodo al fazzoletto e ricordarsi delle promesse fatte e non mantenute. Una buona notizia per Treviso, tra le città più green, perché c'è la nuova classifica di Legambiente sulle performance ambientali. Al primo posto c'è Trento, seguita da Mantova e Pordenone. Al quarto posto Treviso, la città che è guidata dal sindaco Mario Conte. E di ambiente, di ecologia si sta parlando moltissimo anche per via dei cambiamenti climatici, e andiamo subito in diretta da Lucio Zanato e Nicoletta Rizzetto. A te, Lucio. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Sono qui a Padova in questo incontro dedicato all'ambiente, però ti faccio subito una domanda. Secondo te tu quanta CO2 produci nella tua vita? Che domanda? Non so. Ma fammi pensare, CO2 ma non lo so francamente, non so darti una risposta, Lucio, non so darti una risposta. Moltissima. Te lo dico io, ogni italiano produce fino a 7 tonnellate di CO2, quindi una cosa importante per quanto riguarda il cambiamento climatico. Questo è uno dei dati che sono stati dati nel corso di questo incontro. Poi incontreremo anche Luca Mercalli, che è, diciamo così, chi ha dato questi dati, ma intanto sono con Andrea Ferrazzi, perché Andrea Ferrazzi ha portato la sua esperienza da senatore, da ex senatore, con addirittura la modifica della Costituzione, perché noi abbiamo avuto una Costituzione che stranamente era poco attenta all'ambiente. Perché? Perché era nata scritta nel 1947 e poi è entrata in vigore il 1 gennaio 1948, e in quegli anni non c'era l'attenzione all'ambiente, non c'era il cambiamento climatico. I padri costituenti erano dei personaggi straordinari mediamente, magari avvenne anche oggi, ma semplicemente il dato scientifico politico della sensibilità generale non toccava quel tema che poi è esploso in tutta la sua, diciamo, irruenza negli anni 60 nel mondo scientifico, negli anni 70, con poi tutte le catastrofi che stiamo vivendo, perché voglio dire, la tempesta Vaia non c'era mai stata in Veneto, no? Cioè nei nostri boschi veneti 20 a 200 km all'ora non c'erano mai stati. Io sono di Venezia, ma un'incidenza così massiccia e continua del tempo dell'acqua alta a Venezia non c'è mai stata nella storia della Serenissima. Poi lei tra l'altro ha dato dei dati importanti per quanto riguarda i dati che dà la Banca Mondiale, cioè noi dobbiamo stare attenti che questo cambiamento climatico diventa un tema di migrazione. No, il primo motivo già oggi della migrazione è la siccità. Questo lo dicono tutti, lo dice la Banca Mondiale, lo dicono le agenzie internazionali delle Nazioni Unite e via dicendo, perché vede, nel 1950 in Africa c'erano 250 milioni di abitanti. Nel 2050, cioè 100 anni dopo, saranno 2 miliardi e mezzo. E se noi non aiutiamo a risolvere il problema della siccità, che dipende dal cambiamento climatico, pensiamo forse con gli slogan elettoralistici di bloccare il flusso? No? Senta, per ultimo, voi avete modificato la Costituzione con che articoli? Cioè mettendo dentro che cosa? Così poi noi proseguiamo il nostro discorso. Articolo 9 e 41, abbiamo inserito nell'articolo 9, cioè modificando i principi fondamentali la prima volta nella storia della Repubblica,
che la Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni. E poi nell'articolo 41 abbiamo modificato il fatto che l'economia naturalmente è libera, io sono figlio di un classico piccolo imprenditore veneto, ma non può svolgersi in contrasto alla salute e all'ambiente, e nella terra dei PFAS questo ha un particolare valore. Grazie Andrea Ferrazzi. Noi proseguiamo perché adesso andiamo a cercare se riusciamo a beccare Luca Mercalli. Vedete che è finito da qualche istante l'incontro e quindi adesso c'è il momento del buffet e vediamo se riusciamo ad avvicinarci a Luca Mercalli, vediamo se ci dà una mano anche Paolo Botero che è qui con noi. Un attimo, vediamo se riusciamo a fare una battuta velocissima. Professor Mercalli. È un momento impegnato. Allora lo daremo magari questa sera nel corso del telegiornale. In ogni caso i dati che sono emersi sono davvero preoccupanti, si parla di un aumento, se non ci saranno modifiche, della temperatura in tutto il globo di oltre 6 gradi con veramente effetti devastanti. Quindi è importante parlare di ambiente e di cambiamento climatico anche legato all'agricoltura, e l'agricoltura significa la capacità di poter reinserire sostanzialmente la CO2 nel terreno. Questo più o meno è quello che è emerso nel corso di questo incontro. Come vedete siamo capitati alla fine sostanzialmente dell'incontro, vi diremo molto di più nel corso del telegiornale di questa sera. A te direttore. Lucio, se puoi trovare Mercalli sarebbe interessante sentirlo, per cui magari se lo trovi, se vedi che ha finito di parlare con altre persone, magari se gli puoi fare un paio di domande. Intanto mandiamo una scheda sui cambiamenti climatici, perché è bene ricordare quali sono gli effetti. Il crescente inquinamento determina cambiamenti climatici sempre più preoccupanti. Negli ultimi 150 anni le emissioni di anidride carbonica sono aumentate del 40% e entro il 2033 se ne prevede un ulteriore considerevole incremento. L'emissione di sostanze inquinanti causa l'effetto serra. Il calore del Sole permane nell'atmosfera, provocando un innalzamento della temperatura terrestre, che, secondo gli esperti, entro il 2100 aumenterà di ben 6,4 gradi centigradi. Il riscaldamento globale ha effetti devastanti per l'equilibrio del pianeta, perché causa lo scioglimento dei ghiacciai, la desertificazione, la migrazione delle... Allora, questi sono alcuni degli effetti, ma vedo il professor Luca Mercalli con Lucio Zanatto. A te la linea, Lucio. Grazie direttore, il professor Mercalli è stato così gentile, ha interrotto il pranzo perché poi deve andare, però dica la verità, e qui bisogna, come ci ha detto oggi, essere un po' più tutti morigerati. Più che morigerati. Quando vai dal medico e ti fa la diagnosi di una malattia e ti dice di fare la dieta, cosa fai? Vuoi salvarti la vita o vuoi continuare a gozzovigliare? Cioè il tema è tema di sopravvivenza dell'economia, ma anche della nostra salute e dei nostri figli e nipoti. Non è un tema così di un lusso. Rispettare l'ambiente non è un vezzo. Rispettare l'ambiente è la base per la nostra sopravvivenza. Lo dice tutta la scienza mondiale e direi lo aggiunge anche Papa Francesco e Antonio Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite. Solo che qua sono 30 anni che facciamo finta di niente mettendo la testa sotto la sabbia, che è un errore, perché i processi ambientali purtroppo hanno il difetto di essere irreversibili quando non vengono curati all'inizio. Quindi il rischio è che noi adesso ignoriamo il problema per ragioni economiche, per ragioni ideologiche, ma quando supereremo le soglie di danno oltre un certo limite e tutti ci spaventeremo in modo drammatico, è tardi. Non si può più poi correggere processi di dimensione planetaria che per loro natura sono imponenti e quindi dureranno anche millenni. Adesso bisogna fare la cura finché siamo ancora in tempo. Come possiamo rimettere sottoterra la CO2, che è quella responsabile di questo cambiamento climatico? La responsabile del cambiamento climatico è l'uso dei combustibili fossili, la deforestazione e un complesso di attività industriali che creano danno alla biodiversità e al clima.
rimetterla sottoterra oggi fondamentalmente, a parte con le piante che fanno il lavoro per noi con la fotosintesi, ma possono al massimo darci una mano di qualche punto percentuale, forse arriviamo al 10, al 20% piantumando tutto lo spazio possibile del pianeta, ma non possono fare tutto. La parte di sottrazione della CO2 invece in maniera industriale con dei dispositivi oggi non è conveniente, non si può fare. La CO2 l'abbiamo emessa, riprenderla, toglierla, rimetterla sottoterra, prima di tutto richiede altra energia, non avviene spontaneamente, non possiamo farla pedalando in bicicletta. Quindi al momento l'unico modo di fare è ridurre le emissioni alla fonte e cercare anche con un'agricoltura più saggia di sottrarne una parte nei suoli, nel terreno, ma come sostanza organica, non iniettando la CO2 dentro i giacimenti esausti. Grazie professor Mercalli, lo lasciamo finire perché ha un viaggio da fare. Credo che sia stato abbastanza esaustivo sul presente e il futuro del cambiamento climatico. A te direttore alla linea. Grazie molte Lucio, grazie molte, parole di un esperto, e quindi l'attenzione, possiamo fare proprio davvero la nostra parte, ciascuno di noi, per evitare che si vada verso uno scenario ancora più drammatico di quello che stiamo vivendo per causa dei cambiamenti climatici. Restiamo in tema di ambiente perché è stata, vi dicevo, pubblicata questa classifica dell'ecosistema urbano da Lega Ambiente, dove Treviso è in un'ottima posizione al quarto posto. Vediamo il resto delle città del Veneto, ha perso diversi punti Padova. Vediamo. Se il piazzamento è peggiore, alcuni dati inviano i primi segnali positivi. Si piazza al 34° posto tra i capoluoghi di provincia italiani la città di Padova nella classifica dell'ecosistema urbano di Lega Ambiente, giunta quest'anno alla 30ª edizione. Senza infamia nell'Ode, quarta tra i 7 capoluoghi veneti, dietro a Treviso, quarta, Belluno 10ª, Venezia 11ª, ma davanti a Vicenza, Verona e Rovigo. Padova fa segnare un dato peggiore nel 2022 rispetto al 2021 sul fronte del PM10 con 67 giorni di sforamento, 10 in più rispetto all'anno precedente, sul fronte dei consumi idrici, della produzione di rifiuti, del consumo di suolo, peggiore provincia veneta, ma anche delle auto in circolazione e del numero di incidenti stradali. Note stonate fin qui, a cui si aggiungono dei dati positivi che fanno sperare in un possibile cambio di passo. E intanto l'aumento certificato delle piste ciclabili, con la città che raggiunge i 20 metri ogni 100 abitanti e il sensibile aumento dell'uso del trasporto pubblico. A Padova migliora la percentuale di raccolta differenziata, ma anche di verde totale, con un numero di alberi ogni 100 abitanti che passa da 24 a 32 nel 2022. Servizio di Chiara Gaiani, in regia oggi Francesco Ceron e Italo Morao. Andiamo in pubblicità 2 minuti e poi torniamo subito con voi. Grazie. Di nuovo in diretta con Focus TG, moltissime le persone che hanno intascato illegittimamente il reddito di cittadinanza, e anche per questo il nuovo governo ha deciso di mettere un freno a questo tipo di assistenzialismo. Tantissimi milioni che sono stati buttati alle ortiche, come si suol dire, e a Treviso delle 2 famiglie rom avevano intascato dal reddito di cittadinanza 500.000 euro, non avendone diritto ovviamente, e sono intervenute le Fiamme Gialle. Ci dà tutti i particolari Anna De Roberto. Nella sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Treviso, con il capitano Antonio Ancillau, comandante della compagnia della Guardia di Finanza di Conegliano, per raccontarvi un'operazione condotta a Vittorio Veneto. Parliamo in questo caso di reddito di cittadinanza, sapete, risorse pubbliche per aiutare persone in difficoltà. Ebbene, in questo caso sono stati erogati, pensate, 11 benefici, quindi 11 redditi di cittadinanza da altrettanti nuclei familiari
all'interno dei quali vivevano 14 persone, ma insomma le famiglie erano soltanto 2. Come siete arrivati a questa che di fatto è una truffa? Sì, noi abbiamo iniziato con la nostra attività di polizia economico-finanziaria nel monitorare la posizione di questi 2 nuclei familiari che risultavano nella documentazione presentata all'INPS per ottenere il reddito di cittadinanza frazionati fittiziamente in 11 nuclei familiari. 14 le persone individuate e denunciate alla Procura della Repubblica di Treviso, nonché segnalate all'INPS per recuperare complessivamente l'importo erogato pari a circa 300.000 euro. Allora, residevano però tutte sotto lo stesso indirizzo. Sì, corretto. Siamo partiti proprio da questa circostanza. Diverse erogazioni attribuite a numerosi nuclei familiari che formalmente risiedevano allo stesso indirizzo di residenza. Questo insomma con le successive attività investigative ci ha consentito di appurare la fittizietà di questi 11 nuclei familiari e che in realtà erano riconducibili a 2 sole famiglie. Tra l'altro non ne avrebbero comunque avuto diritto, perché poi, sempre grazie alle vostre indagini, avete scoperto che c'era un'attività di commercio di autovetture in piedi con dei fatturati non da poco. Sì, le attività hanno consentito di riscontrare che nella documentazione presentata sempre per richiedere il reddito di cittadinanza erano stati omessi diversi redditi frutto del commercio di autoveicoli che in alcuni casi era un commercio che avveniva attraverso delle truffe ai danni dei clienti. Si è scoperto che una di queste 14 persone appartenenti a queste 2 famiglie ha anche richiesto e ottenuto il reddito di emergenza. Ci ricorda di che cosa si trattava? Sì, uno dei beneficiari del reddito di cittadinanza aveva ottenuto anche il reddito di emergenza, una misura che era stata introdotta nel periodo della crisi pandemica per sostenere le famiglie che avevano subito anche economicamente le difficoltà collegate al Covid-19. Allora, siamo ancora in una fase di indagini preliminari, però queste sono indagini che competono alla Guardia di Finanza proprio nel tutelare l'erogazione di risorse pubbliche e verificare che questi soldi, che sono soldi dei contribuenti, vadano a chi veramente li merita e a chi spetta. Sì, è corretto. Noi siamo sempre attenti nel monitorare e nell'approfondire tutte situazioni che possono ledere la corretta erogazione delle risorse pubbliche e il corretto utilizzo della spesa pubblica che dovrebbe destinarsi a chi, in questo caso, a misure che siano a sostegno di chi veramente ha bisogno. Cosa succederà ora a queste 2 famiglie? Le posizioni dei beneficiari sono state segnalate alla Procura della Repubblica per le fattispecie penali emerse, mentre per converso le posizioni sono state anche partecipate all'INPS, che è l'ente che eroga la misura, per anche qui gli adempimenti di competenza circa il recupero delle somme. Grazie capitano. Allora qui dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Treviso, con l'operazione della Guardia di Finanza su Vittorio Veneto sotto il comando di Conegliano, è tutto. Grazie ad Anna De Roberto e alle Fiamme Gialle che intervengono sempre in questi ed in altri casi. La Guardia di Finanza fa un lavoro straordinario e intanto torniamo a parlare di sanità, perché a Bassano del Grappa infuria la polemica sulla cancellazione dei turni serali per le visite ai pazienti. In particolare non si può più andare a visitare i pazienti il sabato e la domenica la sera. Sentiamo cosa hanno detto ad Alex Giuliano i bassanesi. L'ospedale dovrebbe essere la casa di tutti coloro i quali hanno bisogno di assistenza, cure e visite. Una casa però dove la sera si fa molta fatica ad entrare, almeno a Bassano. E il problema è che fuori dalla porta vengono lasciati l'affetto, il sostegno, il supporto di familiari e amici che non riescono ad andare a trovare i loro cari ricoverati al San Bassiano.
Il perché è presto detto. Ci sono numerosi reparti che non dispongono più dell'orario serale per l'ingresso dei visitatori. Fra questi geriatria, uno dei reparti più delicati perché gli anziani hanno bisogno di non sentirsi soli. Ecco, chi dovesse avere qualcuno ricoverato in geriatria al San Bassiano può fargli visita solo dalle 16 alle 17, domenica inclusa. Visite solo al pomeriggio, in orario di lavoro, anche per medicina generale, neurologia, nefrologia, gastroenterologia e pneumologia. Un problema per tantissime persone che vorrebbero andare a trovare amici e parenti, ma per farlo devono chiedere un permesso al lavoro. Deve essere possibile sia il pomeriggio che la sera, senz'altro, se uno ha bisogno, ha bisogno. Non è il giusto perché tanta gente lavora e perciò ha quegli orari alla sera più lungo il periodo perché la gente può uscire dal lavoro e andare a trovare i cari. Penso che sia giusto anche la sera, la gente che lavora e quindi avere più disponibilità di orario. Mio marito è stato in ospedale da poco e le visite erano dalle 5 alle 6. È uno che lavora, non può andare, è vero. Dove sono i medici a Bassano? Quindi siamo proprio messi male. Vai là, non trovi nessuno, manca personale. E quello è, ma speriamo che qualcosa si fa, insomma. Non so come mai, comunque era meglio prima. Non so. Speriamo che torniamo alla normalità, perché qua la gente di giorno lavora e ha tempo la sera andare a fare le visite. E quando, parlando con la gente, si tocca il discorso San Bassiano, ULSS 7, torna sempre a galla un altro problema, quello delle liste d'attesa. Parlo per le visite, che sono 7 mesi che aspetto. Dovevo 30 giorni, 7 mesi che aspetto per una visita all'occhio. Perciò comunque anche per le visite non va bene solo il pomeriggio. E questi erano i bassanesi, vediamo la prima pagina del giornale Vicenza Online. Il Salasso rifiuti, la raccolta costa 70 milioni ogni anno. Crolli nei sottopassaggi della stazione ferroviaria, riaperto il tunnel lato Padova e poi due notizie che riguardano lo sport. Serie C verso Fiorenzuola, Vicenza alle 15 la conferenza stampa in diretta di Aimodiana e Vicenza il tempo stringe e la vetta si allontana. Torniamo a Bassano del Grappa, sempre per la politica. Stanno uscendo dei sondaggi in vista delle prossime elezioni amministrative, vediamo quali sono i pronostici. Vediamo. Avete un ultimo desiderio? Potrei fare una telefonata. Pronto Mario, come stai? Io bene, bene. Ricordate anni fa quando una telefonata allungava la vita? Beh, i tempi sono cambiati, ma anche oggi a telefono si cerca di allungare la vita politica. Di che cosa stiamo parlando? Di un sondaggio telefonico in corso proprio in questi giorni. Un sondaggio politico con il quale si rivolgono alcune domande a un campione di cittadini bassanesi ai quali viene chiesto un giudizio sull'operato dell'amministrazione, l'indice di gradimento nei confronti della sindaca Elena Pavan e di altre figure politiche come Riccardo Poletto, Nicola Finco, Roberto Marin, Giovanni Cunico, Andrea Zonta e Alberto Favero. Non serve impegnarsi troppo per capire che questo sondaggio ha come obiettivo quello di chiarire un po' le idee a chi l'ha promosso in vista delle elezioni amministrative per eleggere il nuovo sindaco di Bassano. Ecco, ma chi l'ha voluto questo sondaggio? I ben informati dicono che sia un'idea nata dalla Lega di Bassano, altri restringono il cerchio e ipotizzano che sia un'iniziativa promossa dall'amministrazione, che forse dopo 4 anni e mezzo ha capito l'importanza o la convenienza di ascoltare la città. Ipotesi, solo supposizioni, anche se gli indizi sono abbastanza espliciti. Ma al di là di chi materialmente ed economicamente ha messo in piedi questa iniziativa, resta da capire come è stato selezionato il campione di bassanesi a cui fare le chiamate e come verranno gestiti i risultati di questo sondaggio. Una telefonata per provare ad allungare la vita politica di qualcuno, ma il rischio forte è che potrebbe accorciarla con data di scadenza giugno 2024. Dunque, in città
è iniziata ufficialmente la maratona elettorale e i risultati di queste chiamate dovrebbero arrivare relativamente presto perché, viste le domande del sondaggio, di cose da dire su questi 4 anni e mezzo di amministrazione Pavan ce ne sono davvero poche. Ecco, io senza il telefono sarei morto. Una telefonata allunga la vita. I sondaggi vanno sempre presi con le molle. Vediamo come risponderebbe a questo sondaggio l'ex vice sindaco di Bassano del Grappa, Roberto Campagnolo. Sentiamo. Se dovesse ricevere lei questa telefonata, risponde: pronto, sono Roberto Campagnolo, e le chiedono: ha gradito questi 4 anni e mezzo di amministrazione Pavan? Beh, se rispondo sono Roberto Campagnolo, se qualcuno mi conosce potrebbero mettere giù subito il telefono sapendo già quali sono le risposte. È un giudizio fortemente negativo, nel senso un'amministrazione imballata su se stessa che non è riuscita a portare a termine praticamente niente di quello che aveva promesso e nulla delle opere sulle quali si era in qualche modo impegnata in campagna elettorale. E sul personale gradimento nei confronti di Elena Pavan come risponderebbe? Fare il sindaco di Bassano non è una cosa semplice, è una cosa molto complessa e non è stata all'altezza, ma credo che l'errore di fondo sia di chi ha pensato a suo tempo che lei potesse avere le caratteristiche, le conoscenze, le capacità in termini di esperienza non personali per poter fare il sindaco di Bassano. Quindi ci sono delle responsabilità politiche che vanno oltre Elena Pavan. Infine, una panoramica sui nomi degli altri papabili: Riccardo Poletto, Nicola Finco, Roberto Marin, Giovanni Cunico, Andrea Zonta e Alberto Favero. Chi entra papa esce cardinale, come si diceva una volta. 3 sono persone che potrebbero avere le caratteristiche per nel 2024 aspirare a fare il sindaco di Bassano, 3 assolutamente no, per i motivi che ho detto prima. Ci sono delle responsabilità politiche che non possono essere scaricate soltanto su Elena Pavan. Come abbiamo detto altre volte, la sindaca Pavan può replicare liberamente in uno dei nostri programmi o nel telegiornale o nel focus serale. Vediamo adesso ancora i sindaci, questa volta sono in marcia in difesa dei fiumi Zero e Dese, troppi sversamenti non autorizzati, quindi questa manifestazione a Campocroce di Mogliano Veneto, anche con la presenza di molti cittadini. Noi vogliamo convincere i nostri 9 sindaci, i cui comuni sono attraversati dal fiume Zero, di stipulare un documento che noi suggeriamo possa chiamarsi Carta del Dese e dello Zero. I motivi sono visibili da subito, basta guardare le acque dello Zero dove siamo adesso, si notano queste bolle viaggianti in superficie, bolle gassose probabilmente. Insomma, non servono tante parole per descrivere uno dei principali fiumi di risorgiva del territorio, troppi sversamenti non autorizzati, troppa incuria, da qui l'iniziativa che ha portato un serpentone di persone in sigle tra i boschi e i prati di Campocroce. In marcia anche Francesco Cazzaro, presidente del Consorzio Acque Risorgive, e i sindaci dei 9 comuni rivieraschi. Il fronte a difesa di Zero e Dese sembra quindi compatto. Vogliamo scrivere una carta dello Zero, una carta che andrà a stabilire determinate competenze proprio per salvaguardare il più possibile questo ambiente naturale importantissimo. Lo scopo della manifestazione di oggi è quello proprio di sensibilizzare i cittadini ma soprattutto aziende, perché il fiume va rispettato, non va usato come una discarica e purtroppo, ahimè, ultimamente abbiamo avuto sversamenti che hanno creato anche moria di pesci importante e rovinato l'ecosistema del fiume. Tra l'altro purtroppo in questi ultimi mesi lo Zero è stato oggetto di alcuni sversamenti e noi per primi come comune di Zero Branco, sembra strano ma effettivamente avendo lo Zero nel nome ce l'abbiamo anche nel cuore, siamo attivati per primi avvisando le autorità competenti. Anche grazie a questo intervento siamo riusciti insomma a riportare lo Zero in una condizione almeno decente, ma questo non è l'interesse solamente della singola amministrazione o del sindaco, deve essere un interesse di tutti. Fiumi del territorio che attraversano aree dall'alto valore paesaggistico, ma per il poeta dialettale Pierfranco Uliana questi sono anche luoghi dell'anima. Qui dove lo Zero passa oltre la sua fanghiglia, resta
del passato tutto ciò che si fa memoria nel presente. Servizio di crisi all'Arboit. A Padova invece c'è stato un incontro tra l'assessore alla mobilità e i commercianti per la pedonalizzazione di via San Fermo, quindi siamo sul versante della viabilità, vediamo. Nel ridisegno della viabilità del centro storico di Padova, in vista del passaggio della linea del tram lungo Corso Milano, entra a gamba tesa anche l'ipotesi di qualche anno fa di allungare la parte pedonale dell'Easton, togliendo il passaggio delle auto nell'ultimo tratto di via San Fermo, quello che si collega a via Dante. La questione dovrebbe essere discussa in un incontro tra l'Associazione dei commercianti del centro e l'assessore alla mobilità Andrea Aragona, previsto per mercoledì. Oggetto dell'incontro, l'intera rimodulazione della viabilità del centro storico di Padova. La delegazione dei commercianti vuole chiarimenti sul futuro dei parcheggi, con il numero effettivo di posti auto alla Prandina, il destino di piazza Insurrezione e dei parcheggi di prossimità, alla luce del passaggio della terza linea del tram che collega Vigonza, Padova e Rubano e che passerà lungo Corso Milano. I commercianti vogliono chiarimenti anche sulla dislocazione effettiva delle fermate, ha fatto sapere Massimiliano Pellizzari, presidente dell'Associazione Commercianti del Centro, che chiede chiarezza anche sul numero di parcheggi prima di ragionare sull'allungamento dell'Easton, con una zona pedonale che di fatto unirebbe Prato della Valle a via Dante. Il progetto di pedonalizzazione dell'ultimo tratto di via San Fermo piace molto all'assessore alla mobilità di Padova Andrea Aragona. Diamo i titoli del Corriere del Veneto, così curiamo i ragazzi dipendenti dal gioco, meno soldi, più sonno e niente sedie. L'assessore Lanzarin, seguiti 1400 pazienti, ma c'è un sottobosco di altri 30.000, lo sport come antidoto alla crisi di astinenza. È davvero un grosso problema quello dei ragazzi ludopatici. Vediamo Verona ancora, attacco hacker all'azienda ospedaliera, bloccati referti e prenotazioni. E poi tagliato lo sconto sulle tasse per chi torna dall'estero, traditi, rifaremo le valigie. Dall'architetto all'ingegnera informatica che lavora per Spotify, i racconti di chi sta perdendo i benefici per volere del governo, e questo sul Corriere del Veneto. Il consumo del suolo non si arresta, la cementificazione in Veneto nel triangolo Treviso-Padova-Venezia, oltre 340 ettari solo tra il 2020 e il 2021. Sentiamo Lucio Zanato. Basta questa tabella per capire qual è la situazione idrogeologica del Veneto. A proiettare il direttore dei consorzi di bonifica di tutta la regione durante il Festival dell'Acqua di Merano. Più 109 ettari in provincia di Venezia, che aumentano a 119 nella Marca, toccando i 123 ettari nel Padovano. Dati sconcertanti se teniamo conto che il Veneto, il 6 luglio del 2017, quindi 4 anni prima di questi risultati, è tra le prime regioni ad aver approvato una legge che impone, o meglio avrebbe dovuto imporre, il consumo zero del suolo, concedendo solo la rigenerazione edilizia. In pratica, a saldo zero si dovrebbe poter costruire su nuove aree solo se a pari metratura viene riportato a terreno un identico spazio cementificato. Cosa che evidentemente non avviene stando ai dati dei consorzi di bonifica che, va ricordato, calcolano proprio sulle metrature edificate i contributi richiesti dai cittadini, tasse fondamentali per finanziare nuove opere, perché come ha sottolineato nella sua relazione il direttore regionale di Ambi, cemento e cambiamento climatico stanno mettendo a dura prova l'intero sistema idrico del Veneto. È inevitabile che le cause che ne derivano sono devastanti. E questo non è fare terrorismo psicologico, è leggere la realtà di fatti. Nelle aree dove oggi abbiamo gli impianti idrovori che sollevano le acque, perché un tempo c'era la palude, c'erano gli allagamenti, 70.000 ettari di cemento. Abbiamo costruito quasi il 20% della superficie, l'abbiamo trasformata in cemento, dove teoricamente non dovevamo costruire, perché siamo in un'area ad alto rischio idrogeologico. Ecco, questo se non mettiamo in piedi un periodo di rigenerazione importante, il rischio è che andremo alla rincorsa sempre di un cambiamento climatico che forse correrà più di noi. E prima di andare di nuovo in pubblicità vediamo i risultati delle elezioni provinciali in Alto Adige. La Südtiroler Volkspartei sconfitta, Fratelli d'Italia le chiede di governare insieme, avanzano destre tedesche e Novax. Tra le destre tedesche c'è anche il movimento di Eva Klotz e in Trentino si conferma il presidente Fugatti. Pubblicità, torniamo subito.
stato uno schianto stanotte in A4, 2 auto ribaltate, 2 coppie a bordo che sono state portate in ospedale. Sentiamo Luisa Bertini. Schianto in nottata dopo l'una di notte in A4 tra gli svincoli di Montebello e Montecchiomaggiore in direzione Venezia. 2 auto finite rovesciate dopo essere entrate in collisione tra loro. Le 4 persone a bordo sono state soccorse dal personale sanitario del SUEM, stabilizzate e trasferite in ospedale. Sul posto intervenuti i vigili del fuoco da Arzignano che hanno messo in sicurezza i mezzi, la Polstrada e il personale ausiliario di autostrada che hanno canalizzato il traffico su un'unica corsia. Da oggi iniziano i lavori per la nuova stazione ferroviaria di Treviso. Sentiamo tutti i particolari da Anna De Roberto in diretta. Sì, direttore, buongiorno. Sono con l'assessore alle opere pubbliche del Comune di Treviso. Oggi sono apparsi i primi cartelli di chiusura delle strade e di divieto di parcheggio proprio davanti alla stazione dove si partirà con i lavori. Ovviamente i cantieri sono già avviati, ma con oggi parte, come dire, la parte quella più importante, il cuore dei lavori che andranno a ridisegnare completamente non solo la stazione di Treviso ma anche la viabilità. Noi siamo proprio, se potete vedere alle nostre spalle, nel centro nevralgico, il cuore del grande cambiamento che subirà Treviso. Allora, che cosa cambia da oggi intanto? Allora, intanto siamo in una delle fasi di lavorazione del cantiere. Questa fase durerà circa un anno. Come ha detto lei, è una delle fasi più importanti e delicate, visto che siamo su uno snodo molto particolare che è quello della stazione ferroviaria, e qui RFI farà i lavori per il rifacimento del sottopasso pedonale della stazione, quindi il nuovo ingresso e la nuova uscita. Poi abbiamo una nuova corsia che farà anche cambiare l'immissione degli autobus verso il centro storico. Come potete vedere, direttore, ci sono un sacco di studenti che stanno transitando alle nostre spalle. Siamo proprio nell'orario clou, quindi grandissimo traffico, autobus, corriere, tanti ragazzi, lavoratori e studenti che gravitano in questo quadrante. La nuova stazione porterà anche più sicurezza per loro. Certo, assolutamente sì, e vediamo proprio in un'ora di punta che non c'è quella forte criticità, c'è qualche disagio, però vedete che la viabilità è abbastanza dinamica e praticamente segue le vie ordinarie. Perché? Perché questi interventi, pur essendo radicati, pur essendo importanti, non vanno sostanzialmente ad interferire con il flusso veicolare normale, anche di accesso alla città oppure per i cavalcavia, eccetera. Diciamo che come è stato detto ci sarà la realizzazione di una corsia contromano per gli autobus per l'ingresso in via Roma, quindi ingresso in città, perché la corsia attuale, sempre contromano in fregio alla stazione, verrà occupata dal cantiere, quindi sarà fatta sulla fronte opposta in fregio alla stazione della MOM. Quindi non è il caso di dire un anno di passione per i trevigiani? Non è un anno di passione, però ci saranno dei disagi dovuti anche a lavori sulle sottoservizi, eccetera, quindi noi chiediamo sempre la grande e infinita pazienza ai trevigiani, però lo facciamo anche per loro, per migliorare la stazione ferroviaria, la sicurezza in questa zona delicata della città e la qualità della vita anche di tutti noi. Ecco, direttore, è tutto. Da Treviso è tutto. Molti a te al tuo ospite e abbiamo appena il tempo per vedere come è andata la storica Fiera Franca di Cittadella, la Fiera del Bestiame, che è giunta alla 429esima edizione, chiude oggi un bilancio molto positivo. Sentiamo cosa ci dice Vanessa Manzato. 429esima edizione della Fiera Franca di Cittadella, tra bancarelle e mostra mercato di bestie. Ci troviamo proprio davanti alle vacche, che tra l'altro sentivo alcuni allevatori che dicevano sono state vendute tutte oggi. Insomma, Sindaco, è davvero un modo per legare la tradizione all'attualità e mantenere viva, soprattutto mantenere vivo un mercato vero e proprio. Beh sì, questa è la fiera, nel senso che qui nascono le radici della Fiera Franca
429esima edizione, ma si parla addirittura che le prime fiere franche siano nate addirittura nel periodo del Mura, quindi parliamo del 1220, quindi un mercato franco appunto dalle tasse, e l'agricoltura era quella che dettava appunto le regole della fiera. Oggi, con tutte le difficoltà del caso, gli agricoltori contadini sono qui, gli allevatori arrivano qui anche da fuori regione addirittura per vendere i propri capi, ed è una tradizione sicuramente, ma è un commercio importante, perché fa capire l'importanza dell'agricoltura, l'importanza di avere prodotti di qualità, l'importanza dei prodotti veneti, e quindi insomma il mangiar bene è una cosa fondamentale. Qui ci sono le bestie, in centro invece la città davvero è invasa dalle bancarelle. Come sono andati questi 2 giorni, sabato ormai e domenica, insomma, che sono stati, immagino, hanno visto la città presa d'assalto, ecco, dalle persone, dai visitatori? Sì, oltre a ogni previsione. Purtroppo ieri addirittura abbiamo dovuto bloccare le strade perché non riusciva a far entrare più nessuno. Quindi dalle previsioni di 100.000 presenze le abbiamo abbondantemente passate, comunque una gestione buona, positiva, i commercianti, le bancherelle, tutti contenti, quindi vuol dire che il commercio si è mosso in maniera positiva, perché poi le fiere servono sì per divertirsi, ma anche per creare economia, per creare nel territorio, ecco, quel volano di economia che poi ritorna anche nei giorni dopo nel territorio, e questa è la cosa fondamentale. Ecco, si diceva proprio quando è stata lanciata la fiera che si parla di un indotto, di un'entrata di quasi 2 milioni di euro. Sì, probabilmente è sottostimata la cosa, perché no, si ragionava sui 100.000 persone che spendono 10-15 euro, probabilmente la spesa è molto superiore, e poi sicuramente l'indotto è poi quello che viene anche nei giorni dopo, perché comunque Cittadella è una fiera un po' particolare, è una fiera che è agganciata all'agricoltura, non solo qua ma anche nello spalto di Riva dell'Ospedale, dove ci sono tutte le macchine agricole, ma poi i nostri negozi, i nostri esercenti, i nostri bar, e quindi è chiaro che tutta la gente che viene poi ritornerà a Cittadella per incrementare quella che è l'economia del territorio, e poi anche la presenza oggi, anche sabato, di tutte le categorie economiche dell'Alta Padovana è un segnale, ecco, dell'importanza del punto di riferimento che Cittadella è per un territorio molto importante. E poi questa sera col botto, decisamente, perché ci sarà lo spettacolo pirotecnico che davvero sarà la conclusione di questo importante appuntamento. 21:45, l'ora è precisa, ci sarà questa conclusione con un bellissimo spettacolo di fuochi d'artificio, e sarà la conclusione degna, ecco, di una fiera che ha visto in campo 1000 volontari. I fuochi saranno davanti appunto alla riva del Grappa, davanti alla tensostruttura gestita dai volontari di Caunorai, un piccolo ristorante, ecco, all'interno, diciamo, della Fiera Franca, quindi sarà la degna conclusione, aiutata naturalmente dal tempo. Grazie molto al sindaco di Cittadella Luca Pierobon e a Vanessa Banzatto. È tutto per oggi, ringrazio Francesco Cerone e Italo Morao in regia, ci vediamo stasera a Focus alle 21:15. Arrivederci, buona giornata.